Entro la fine di maggio dovrebbero essere sottoscritti i primi accordi a valere sul piano di rilancio del Nuorese e quanto annunciato ieri la Giunta regionale al termine della riunione della segreteria della cabina di regia, cui hanno preso parte gli assessori degli affari generali Filippo Spanu, della cultura Giuseppe De Sena, l'amministratore straordinario della provincia Costantino Tidu e il sindaco di Nuoro Andrea Suddu. Al centro dei lavori la valutazione dei primi progetti inseriti nel piano di rilancio del Nuorese e la definizione degli interventi per l'area vasta di Nuoro. Inoltre si è deciso di convocare la cabina di regia il 12 maggio. In quell'occasione i progetti, ha spiegato l'assessore Spanu, saranno portati per l'ultima verifica all'attenzione della cabina di regia. Nei giorni successivi è prevista l'approvazione della delibera da parte della Giunta regionale e degli enti locali interessati per poi arrivare in tempi brevissimi alla sottoscrizione dell'accordo. L'assessore Spanu, che ha diretto per quasi 2 anni la cabina di regia del piano di rilancio del Nuorese, ha confermato la valenza strategica dell'iniziativa, ormai in una fase avanzata di attuazione. La segreteria ha anche esaminato il piano per lo sviluppo dell'area vasta di Nuoro, che prevede importanti iniziative nei campi della cultura, delle infrastrutture e dell'università. Si tratta di interventi, ha sottolineato l'assessore De Sena, che la Giunta regionale considera essenziali per la crescita economica e sociale del Nuorese. Pensiamo alla formazione qualificata dei giovani che devono studiare in ambienti più confortevoli, perché anche da questo aspetto dipende il loro futuro.